La situazione a cui stiamo assistendo a Gaza è una situazione ai limiti dell'intollerabile. Ormai dal 2 marzo e oggi è il 15 aprile non entrano più aiuti umanitari nella striscia di Gaza, significa che non entra cibo, che non entrano medicine, che non entra carburante che fa funzionare i generatori in un pezzo di terra in cui manca l'elettricità naturalmente e le persone continuano a ricevere degli ordini di sfollamento forzato da una parte all'altra della striscia in una situazione come Rafah, che è all'estremo sud della striscia di Gaza, che prima dell'inizio della guerra aveva una popolazione di circa 300.000 persone, oggi ce ne sono 1.400.000 e possiamo chiaramente immaginare questo cosa significhi per la vita banalmente di tutti i giorni. Domenica scorsa è stato bombardato l'ennesimo ospedale nel nord della striscia, lasciando l'ospedale Battista di Al-Ali, lasciando di fatto la popolazione di Gaza City senza strutture mediche. Cosa può fare l'Europa? L'Europa può certamente fare pressione affinché il governo israeliano, lo Stato di Israele venga sanzionato per continuare a commettere ormai dall'8 ottobre del 2023 una condotta che si profila come la condotta di chi sta commettendo impunemente crimini di guerra.